Quinta corsa del programma, confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri. Non corre Fenicia S, sono in 8, 1 FaceTime DVS, 2 Flash Rouge, 3 Fennec dei Veltri, 4 Freedom Caruso, 5 Fate and Hope, 7 Forever, 8 Felicity AV, 9 Fast and Furious. Macchina che accelera. C'è subito l'errore di Freedom Caruso, di Faith and Hope e anche quello di Flash Rouge. 4 Freedom Caruso squalificato. E così si invola al comando FaceTime DVS. In seconda posizione c'è numero 2 Forever. Flash Rouge squalificato. La squalifica anche per la più attesa Flash Rouge. E così dopo i primi 200 in 14,8 può ora graduare maggiormente il leader, che è andato via svelto nella prima parziale di gara e ora viene riavvicinato da Forever, che è in seconda posizione precedendo Felicity AV, e quindi Fast and Furious con primi 600 metri in 45,8. In vantaggio dunque FaceTime DVS nei confronti di Forever, terza posizione in corda per Felicity AV davanti a Fast and Furious. Chiude il gruppetto Fate and Hope, che dopo la rottura iniziale cerca di inseguire. Cavalli che hanno completato anche i primi 800 metri e il chilometro ora se ne va nell'ordine dell'1:15,9 con leader sempre FaceTime DVS, seconda posizione per Forever. C'è il tentativo di progressione da parte di Felicity AV, poi Fast and Furious Fate and Hope, ultima curva affrontata con FaceTime in vantaggio, Felicity AV che si avvicina comunque pericolosamente insieme a Fast and Furious. Alla corda è sempre Forever, retta d'arrivo con FaceTime in vantaggio. L'attacco da parte di Felicity AV all'interno, trova il varco anche Forever e nel finale Forever passa per vincere nei confronti di FaceTime DVS. Al terzo posto finisce Felicity AV, 1:14,9, 29,5 a chiudere in open stretch. La vince Lorenzo Baldi con Forever, che dopo aver seguito tutta strada FaceTime DVS non si lascia tentare dall'azzardo esterno, aspetta l'open stretch e viene a vincere la grossa quota. Forever e Lorenzo Baldi, il training naturalmente dello stesso Lorenzo Baldi per conto del signor Pasquale Bresciano.